Giovanni, oggi si presenta un tuo libro, un libro importante che parla di famiglie agrigentine. Ecco, l'idea di questo libro? Intanto è l'idea che risale a un po' di anni fa. Sono state le conversazioni televisive che poi ho tradotto il libro 20 anni fa. Però è un libro che ormai non si trova più, allora ho ritenuto forse poteva essere utile ripubblicarlo con un saggio di Settimio Biondi che arricchisce ancora di più questo libro. Sono Mario La Loggia e Edoardo Pancamo che si raccontano alle mie domande. E ne viene fuori un affresco meraviglioso del 150 anni di storia di Girgenti prima e di Agrigento dopo. Io penso che chi di noi vuole sapere perché la città si è sviluppata in questo modo, il modo di pensare agrigentino, può trovare nella lettura di questo libro spunti molto interessanti, perché ci sono quasi le radici del nostro presente nelle conversazioni di questi due grandi personaggi. Quindi è una riedizione di un tuo vecchio libro, insomma. Sì, è un libro che pubblicai ma che non riuscì perché poi sono partito per Roma a pubblicizzare in modo adeguato. Molti chiedevano copie di questo libro, allora l'editore Antonio Liotta ha avuto l'idea di ripubblicarlo, gli sono grato, lo ringrazio. Spero che possa soddisfare le esigenze di tanti curiosi agrigentini. Ecco, ci sono qualificati interventi oggi durante questa presentazione? Sì, ci sarà Fausto D'Alessandro che ha lavorato con Mario La Loggia e poi è stato un dirigente politico nella città di Agrigento. Lei Lomanino non ha bisogno delle mie presentazioni, e Gian Domenico Vivacqua che coordinerà tutto. In più Pasolini che ha organizzato l'incontro con Maurizio Masone e l'editore Antonio Liotta che verrà a presentare le sue iniziative. Maurizio Masone, il Pasolini oggi organizza questo evento culturale qui al museo. La pubblicazione della seconda edizione di questo libro di Giovanni, Famiglie Parallele, è un momento importante perché riprendere la storia, la memoria della nostra città, recuperarla, approfondirla e poi anche renderla patrimonio di tutti, credo che sia uno dei momenti di interesse per la nostra comunità. In più abbiamo anche che in aggiunta alla prima edizione c'è un saggio di Settimio Biondi che approfondisce proprio questi anni delle famiglie La Loggia e Pancamo, li approfondisce attraverso la sua conoscenza, i suoi studi approfonditi, e io credo che questo arricchirà ulteriormente la conoscenza della storia della nostra comunità, senza dimenticare che molte delle cose che stanno accadendo ancora oggi nella nostra cittadina vengono proprio dalle scelte che sono state fatte allora da quelle famiglie che governavano la città di Agrigento. Medinova oggi presenta questo nuovo libro, una riedizione del libro di Giovanni Taglialavoro. Una riedizione ma con un saggio critico importante scritto da Settimio Biondi che in pratica allarga gli orizzonti già abbastanza importanti e vasti che Giovanni Taglialavoro trattava prendendo in esame le due importanti famiglie, La Loggia e Pancamo, e quindi con questo saggio si viene a completare ed ampliare la storia nella sua conoscenza più profonda della realtà agrigentina degli anni 40, 50, 60. Ecco, una prefazione oggi ad accompagnare questa nuova edizione rifatta del libro di Taglialavoro? Sì, io ho scritto un saggio introduttivo alla ripubblicazione dell'opera di Taglialavoro, che è uno dei pochi libri di storia di Agrigento scritto da agrigentini. Oggi non vado ovviamente per presentare me stesso per la parte che ho avuto in questa rielaborazione, in questa ripubblicazione, ma per evidenziare l'importanza che nella vita culturale agrigentina e nella storiografia agrigentina ha avuto Taglialavoro attraverso la trasformazione di quello che è stato un programma televisivo in fonte di storia, una delle poche fonti di storia. Io evidenzierò ora questo passaggio, questa trasmutazione estremamente importante, perché metterà possibilmente alle future generazioni alle condizioni di fare un ulteriore passo in avanti e di conquistare
quella dimensione storiografica che Agrigento finora non ha avuto, che è una dimensione anche critica di lettura del proprio passato per la costruzione di un presente più conscio e più responsabile. Oggi presente a questa iniziativa e con la sua valutazione in merito. Ma credo che, lo dirò nel mio discorso, nel mio intervento, credo che in fondo parlare del passato serva al presente. Lo dice Modest Mussorgsky, l'autore di quell'opera lirica che però è rappresentata a Milano e che ha avuto tanta eco in Italia. Il passato per capire il presente. Il libro è un libro che merita veramente grandi apprezzamenti perché raccoglie delle testimonianze su cui si costruisce e ricama un pensiero già da parte di chi conduce il dibattito, chi conduce l'interrogatorio, ma soprattutto un pensiero conclusivo e riepilogativo che è frutto anche di molta passione culturale, di un grande amore per questa terra, applicato questo amore alla ricerca dei dettagli anche sul territorio. Una valutazione su questa manifestazione di oggi, ci sarà anche un suo intervento in merito. Ci sono elementi anche di commozione personale. Io sono stato amico di Mario La Loggia, non ho conosciuto Edoardo Pancamo, ma Mario La Loggia sì, è bene, per colleganza professionale, poi per amicizia anche culturale. Una bella figura, sono contento che stasera, indipendentemente dal contesto, venga ricordato questa persona.